Presidente Eugenio Nuoro, per una nuova fase del piano di rilancio del Nuorese, 15 progetti approvati per un ammontare di circa 30 milioni. Questo progetto, avviato 2 anni fa, inizia a prendere corpo. Sì, prende corpo appunto con 15 progetti che mi sembrano progetti buoni, sono stati poi selezionati tra i oltre 190 che sono arrivati, sono i primi 15, come diceva lei, sono 29 milioni, 28,8 è soltanto la prima tranche perché abbiamo in tutto 55 milioni, a cui per la verità si aggiungono anche 31 milioni di altri 10 progetti che vanno in parallelo. Alla fine quindi 15 progetti adesso, altri 10 sono già finanziati, altri 7 saranno finanziati in seguito. Credo che sia una scommessa molto importante che abbiamo fatto insieme al territorio, lasciando molto protagonismo al territorio, perché poi è il territorio che deve fare le proprie scommesse di sviluppo. Naturalmente, concordando con noi, mi pare che sia stato fatto un buon lavoro. Le tempistiche per questi primi 15 progetti? Beh, adesso poi discuteremo naturalmente ora, ma intanto il primo passo è quello di fare le scelte, di definire dei progetti che non siano a pioggia, non un tantino a tutti, ma poche cose chiare e precise. Ci sono alcuni progetti certamente molto interessanti, a cominciare da molti milioni per l'istruzione, che rimane il grandissimo tema. Non possiamo far finta di nulla e dimenticarci di avere una dispersione scolastica molto alta, di avere apprendimenti degli studenti che non sono ancora in qualche modo, in qualche caso insufficienti. Non possiamo guardare al futuro, ai futuri posti di lavoro se non abbiamo delle nuove generazioni molto istruite. Ci sono poi cose molto belle anche, mi pare, per valorizzare alcuni eccellenti musei del territorio, ma farli conoscere il più possibile anche fuori dalla Sardegna, in modo che la gente possa avere motivi per venire in Sardegna anche fuori stagione, non solo per stare sulla spiaggia, ma anche per godere della bellezza della nostra cultura, dei nostri paesaggi.